ultimi aggiornamenti meteo sarebbe in arrivo proprio questa ondata di caldo africano che anche al nord supererebbe tranquillamente i 43 gradi. Quindi superando questi famosi 43 gradi entreremo, ciao Anna, nei record perché accadeva da oltre 150 anni. Quindi una cosa che fa pensare cosa sta succedendo al pianeta, al clima. Quindi questa ondata di caldo che è anomala per il periodo, quindi non è del tutto normale. Ai fini di giugno anche il nord Italia possa colpire a 43 gradi. Quindi pensano che sia ondata di caldo più forte da almeno 150 anni fa. Quindi pensate un po' cosa dicono questi del meteo. Quindi la situazione preoccupa un po' perché se dicono 43 ragazzi, come sempre una bugia dentro ci sta, quindi qualcosina in più arriverà certamente, perché quando è come la NASA dice qualche cosa, quindi aggiunge un po' di più, è meglio, quella è la verità, diciamo. Quindi in effetti se hanno detto 43 ragazzi, secondo me tranquillamente arriveremo a 47, se non pure 50 come diceva, come hai detto poco fa. Quindi confermata questa settimana che poi la cosa più brutta sarà che in queste notti sarà diciamo un'aria afosa, quindi mancherà l'aria, si suderà, diciamo sarà umido e questo peggiorerà la situazione, quindi anche un 40 gradi è come se ne percepisci 50 in effetti, quindi hanno detto che sia un caldo storico e stiamo ancora a giugno, figurati a luglio e agosto che succede. Se adesso è storico a luglio e agosto è una cosa anomala, quindi ragazzi, difatti anche città come dicono Piemonte, Alessandria toccheranno picchi, sì sì anche a Salerno c'è il vento, però è un vento caldissimo, ti posso assicurare, ci sta un po' di vento ma è caldissimo, quindi come dicevo, alcune città come Piemonte, Alessandria toccheranno picchi di 43 gradi e non accadeva da oltre un secolo, quindi diciamo che è una cosa storica. Sì, sì, a Salerno, sì, sì, anche a Verona, Alessandro, toccherà i 42-43 gradi, cosa che non accadeva da 150 anni che da voi potesse colpire 43 gradi, diciamo a fine giugno. Quindi se verrà, è stata confermata già. Ora dobbiamo vedere se a Torino, allora Maria, mi dispiace per te, ma porta 40, almeno 43 gradi. Quindi a Torino è messo male, come Alessandria pure, quindi Milano, Trieste, Bologna, diciamo, Firenze, sono queste che poi a sud da noi, vabbè, ma da noi è sempre peggio di voi, quindi non ci aspettiamo che qui faccia freddo, quindi e come fai giù? Giovanni, allora devi emigrare, vai ai paesi arabi, là stanno sempre a 40 gradi. Mamma mia, sempre queste colonazioni, sa. Quindi ragazzi attenzione nelle ore diciamo centrali perché adesso si incomincia a fare sul serio, su tutti i siti meteo, tutti parlano di questa ondata di caldo africano, quindi è fino a fine del mese in effetti, tutta sta settimana qua, oggi è martedì fino a domenica. Quindi diciamo questa settimana qui poi luglio non posso dire una previsione perché è troppo lungo, però sta settimana qua è garantita che il weekend sarà ancora peggiore di questi giorni che verranno, quindi immaginiamo che arriva questa settimana, proprio sta scritto ondata di caldo africano, quindi puoi girare tutti i meteo che vuoi tu, americani, ma come vuoi, porta proprio questa ondata di calore in tutta l'Europa, a parte l'Italia, quindi non è una cosa solo italiana, pure in Tunisia, Algeria e Kuwait 63 gradi hanno toccato, hanno battuto il record mondiale che era di 56,
ma non lo so Alessandro, quindi perché vuole confondere, perciò forse parla con altri account, facile, no? Quindi ragazzi, massima attenzione in queste ore pomeridiane, sempre bevete molto, quindi uscite sempre se potete dopo le 5, se dovete andare a lavorare e cose, però fate sempre attenzione, bevete molto, quindi mangiate leggero e non appesantitevi perché fa troppo caldo, quindi sì, sì, Alessandro. Comunque ragazzi, è confermata questa ondata di caldo storica, come dicono, poi vedremo, faremo un aggiornamento se davvero si sono superati questi limiti, speriamo di no, che non lo devo fare questo aggiornamento, spero che faccia solo questo video e non dovrò dire superato il record in Italia, non è un video che vorrei fare, la verità. Quindi spero che questa previsione fatta da media, no? Da uno sì e uno no, tutti quanti confermano la stessa cosa. Ondata di caldo africano, caldo storico, non accadeva da 150 anni, quindi tutti sembrano confermare questa ipotesi purtroppo. Quindi speriamo che si sbagliano tutti, che devo dire. Comunque ragazzi, buon appetito a tutti, buon riposo a tutti e ci sentiamo al prossimo video. Ciao, un saluto a tutti. Bravo, stavolta ci sciogliamo come gelato. Come mai di peccato? Non lo so, Alessà, la verità, non penso perché è estate. Vabbè, raga, meglio scherzare un po', non fa niente. Comunque, ragazzi, buon scioglimento vostro. Non vi sciogliete troppo, quindi mettetevi nel congelatore, in un pozzetto, nascondete. Quindi fate, togliete la roba del frigo e vi mettete dentro voi. Ciao Maria, ciao a tutti. Io non posso da casa, è troppo grande, non entro nel frigo, sennò se avevo il fisico piccolino mi buttavo nel frigo. Ciao a tutti ragazzi.